Temperature sotto zero, freddo e raffiche di vento, la Marca si è svegliata al gelo con la brina nei campi e i parabrezza delle auto ghiacciati, un brusco abbassamento delle temperature repentino, in una notte le minime sono calate anche di 10 gradi, un'ondata che ha preso di mira tutto il nord-est, ma in particolare la provincia di Treviso tra le più fredde d'Italia. Freddo record a Villorba con meno 3,5 gradi, a Roncade con meno 3 gradi, a Ponte di Piave meno 2,9 e a Gaiarine con meno 2,6. Il gelo ha colpito tutta la Marca da nord a sud, dai confini con la provincia di Venezia a quelli con la provincia di Pordenone. Secondo gli esperti siamo a 7 gradi sotto la media del periodo, un'ondata di freddo che continuerà nei prossimi giorni e in maniera ancora più intensa e le prossime ore porteranno ad una nuova notte di gelo con alto rischio per chi non ha un posto dove dormire. Per questo il comune di Treviso sta predisponendo delle misure per i senza tetto, un dramma contro il quale numerose associazioni cercano di lottare. L'emergenza freddo sta arrivando, anzi è già arrivata. Ieri sera abbiamo fatto proprio una riunione con una trentina di loro e siamo pronti a collaborare col Comune. Una quarantina i senza tetto che incitavano a mangiare nella parrocchia di San Martino i martedì e le domeniche. Per questo i posti di letto predisposti copriranno le esigenze del territorio. Il Comune quest'anno porterà i posti letto dai 4 che c'erano fino ai 24. La Caritas, anche lei, aprirà una ventina di posti e queste 40 posti letto dovrebbero un po' coprire le esigenze del territorio.